Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Il blitz di Catania e l'arresto del deputato Giuseppe Castiglione per voto di scambio. Cracolici non resterà nella commissione antimafia. Caos Tari a Catania, recapitate bollette già pagate mentre non arrivano quelle in scadenza. Nel Ragusano una novantenne ha ricevuto una bolletta dell'acqua da ben 28.000 euro. A Messina scoppia il caso arsenico, il veleno trovato nel terreno di risulta degli scavi del raddoppio ferroviario è stato depositato nella zona sud. Protestano i residenti. Dalle 12 di oggi è possibile presentare le domande per il reddito di povertà. Il sussidio della Regione per le famiglie disagiate si potrà percepire solo una volta. Attacchi hacker filorussi contro siti italiani, colpito anche il portale del comune di Catania. Agrigento è una barzelletta, la tappa del Tour d'Italia Viva che denuncia il rischio di un'occasione mancata arriva nella città dei templi. Calcio, il pareggio di Altamura alimenta tensioni in casa Catania, successo del Trapani per 1-0 nel derby del Franco Scoglio contro il Messina. Il blitz di Catania, l'arresto del deputato Giuseppe Castiglione per voto di scambio. Parla il presidente della Commissione regionale antimafia Antonello Cracolici, non resterà nella commissione. Sentiamo Marco Gullà. Per noi è un motivo di imbarazzo, ma non abbiamo avuto alcun dubbio immediatamente di determinare le condizioni, perché al di là della sua volontà, ho saputo che ha intenzione di dimettersi dalle commissioni, ma già la Commissione ha avviato le procedure per la decadenza da componente della Commissione. Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale antimafia, commenta così l'arresto di Giuseppe Castiglione, deputato dell'MPA e componente della Commissione, arrestato dai carabinieri del ROS ieri a Catania per voto di scambio nell'ambito dell'operazione Mercurio. Questa mattina la seduta della Commissione antimafia si è svolta nella sede regionale dell'Ordine dei giornalisti a Palermo, alla presenza dei componenti della Commissione, di numerosi giornalisti e del presidente dell'Ordine dei giornalisti Sicilia, Roberto Gueli. Una seduta programmata da tempo, ma a fare ancora rumore è ovviamente il blitz di ieri nella città etnea. Resta un fatto che in Sicilia purtroppo continua a svolgersi un'attività in cui la politica incrocia la criminalità nei territori. Una mafia che cerca anche i rapporti con la politica per arrivare ai suoi obiettivi. Quello che è drammatico, che Cosa Nostra attraverso i suoi referenti territoriali, fatta anche di gente abbastanza modesta, anche dei balordi di quartiere, ha sempre avuto l'interesse a costruire un sistema di relazioni, perché la difesa tra la criminalità e la mafia è proprio la capacità di intessere relazioni. Il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, intanto ha sospeso dalla carica il sindaco di Ramacca, Nunzio Vitale, il vicepresidente del Consiglio Comunale del medesimo ente, Salvatore Fornaro, e il consigliere comunale di Mister Bianco, Matteo Marchese, tutti e tre ieri finiti in manette. A Catania è caos per il pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. Molti contribuenti ricevono avvisi per bollette già pagate, mentre quelle in scadenza non sono state ancora recapitate. Tonino De Mano. Si scrive Tari, si legge caos, ed oltre ad essere un salasso per i contribuenti catanesi, rappresenta un vero e proprio incubo. In una città con la tassa sui rifiuti tra le più alte d'Italia, ma che affoga tra l'immondizia con microdiscariche in centro ed in periferia, suona come una beffa ricevere avvisi di pagamento datati nel tempo, costringendo i cittadini ad un calvario con destinazione finale Palazzo dei Chierici, rigorosamente vietato a taccuini e telecamere. Il clima di tensione è palpabile, anche noi siamo costretti a restare fuori. Poco male, perché basta stazionare davanti al portone per raccogliere le testimonianze dei contribuenti. È arrivata una notifica degli anni 2018-2019 per una sanzione di Tari non pagata. Non è assolutamente vero, perché fortunatamente posso attestare che ho tutti i bollettini pagati per quegli anni. Sono sempre, tra virgolette, rogne,
E per fortuna che lei aveva conservato le bollette. Ah certo, i poverini, anzi io faccio un appello, ci vogliono ricevuto, carte parlano. Sono venuto da Varese apposta per spiegare questa pratica della Tari che mi è arrivata un'ingiunzione. C'è chi viene da Monaco di Baviera e quasi quasi maledice. Chi me l'ha fatto fare? No, un altro mondo, non possiamo paragonare i servizi che ci sono lì e i servizi che ci sono. Innanzitutto pago io un terzo di quello che pago qua. E i servizi sono fantastici, formidabili. Oltre al danno la beffa, il 16 marzo incombe la scadenza della prima rata, ma gli avvisi cartacei non sono ancora arrivati. Chiarisce tutto l'assessore al bilancio Marletta. Il 16 marzo è un termine ordinatorio non perentorio, cioè non c'è nessuna sanzione se viene pagata dopo. Il catanese che non riceve il bollettino può o attraverso il sito del comune arrivare nella finestra dei tributi oppure attraverso l'app Catania Semplice e verificare la propria posizione. Il servizio di riscossione Tari è stato affidato dal comune a Municipia SPA. A Modica invece partono bollette anomale. Un'anziana signora di 90 anni che vive da sola si è vista recapitare una bolletta da ben 28.000 euro. Veronica Barbarino. Bollette recapitate più volte ma già pagate e ancora reale consumo, errori di lettura o contatori non funzionanti, tutti a chiedersi cosa stia accadendo a Modica dove arrivano bollette per consumo idrico che scottano. Sono molti i cittadini che hanno segnalato le anomalie, ma la vicenda più eclatante riguarda quella di un'anziana novantenne. È arrivata questa bolletta a mia mamma per un importo di 19.200 euro circa. Guardando la bolletta il retro ci accorgiamo che comunque partono dal 2015 al 2021. Dal 2015 al 2020 sono prescritte. Dopo il 2020 la prescrizione scatta ogni 2 anni. Non è arrivata solo questa bolletta di 19.200 euro, ma sono arrivate altre bollette di 2.000, di 3.000, 2.500, 500 per un totale che saranno circa 28.000, 30.000 euro. Una cifra che sembra eccessiva per una donna che vive da sola in un'abitazione di 100 metri quadrati. Da Palazzo di Città il sindaco fa chiarezza. Ritenuta pazza, che direi pazza non è, perché comunque le fatture sono state emesse dopo una regolare lettura dell'utenza. Comunque certamente non lasceremo sola la signora, le verremo incontro. Ahimè ci sono delle criticità dovute a delle bollette che magari sono state già pagate ma sono state rinviate di nuovo agli utenti perché c'è stato un errore nella migrazione dei dati. Nonostante le rassicurazioni del comune, in molti richiedono un intervento delle autorità competenti per verificare l'accaduto e prevenire situazioni simili in futuro. A Messina scoppia il caso arsenico. Il veleno trovato nel terreno di risulta dagli scavi del raddoppio ferroviario è stato poi depositato nella zona sud. Protestano i residenti. Francesco Triolo. Il caso arsenico si sposta a Messina. Dopo le denunce dei sindaci della Riviera Ionica, il materiale di scavo del raddoppio ferroviario Giampilieri Fiumefreddo è stato spostato in un'area di Contesse, zona sud del capoluogo. Ed ecco che sono scoppiate anche qui le polemiche. 20.000 metri quadrati rispetto ad una superficie totale di circa 60.000 sono stati posti sotto sequestro dalla procura a fine gennaio. Il Consorzio non ha dato le giuste informazioni. Quello che ho sempre rimproverato al Consorzio è la mancanza di informazione. Loro erano a conoscenza già da qualche settimana, se non da qualche mese. Perché non dare le informazioni e noi dobbiamo leggere le notizie sugli organi di stampa che parlano di siti sequestrati senza entrare nello specifico? In Consiglio Comunale, convocato in seduta straordinaria ed urgente, anche il Consorzio WeBuild Pizzarotti, che ha ammesso come i livelli di arsenico sono tali da non poter più considerare quei materiali di scavo un sottoprodotto da riutilizzare altrove, ma secondo loro non rappresentano una minaccia per la popolazione. Non la pensano così gli abitanti della zona, che nei giorni scorsi hanno avviato una raccolta firme e che si sono presentati in aula. Questa la testimonianza di una residente. Le terre sono scoperte, non sono coperte. Quando piove e queste terre vengono bagnate, l'acqua passa attraverso le canalette di scola e arriva nel mio giardino. Ecco perché adesso capisco le piante che mi stanno morendo. Uno. Secondo, la biancheria distesa, tutte le polveri vanno sulla biancheria, noi siamo soggetti allergici.
possiamo stare tranquilli. Qua il consorzio non ci ha dato dei chiarimenti, ha detto che non c'è pericolo, ma 100% di arsenico non c'è pericolo nella respirazione. Il rilevamento sui livelli di arsenico spetta all'ARPA, ma intanto in Consiglio Comunale si è parlato di un possibile stop ai lavori, soprattutto perché con l'avvio della trivellazione con la talpa Giampilieri aumenterebbe il materiale di risulta nell'area e anche il passaggio dei mezzi pesanti, circa 300 al giorno in una zona servita da una piccolissima strada. Da oggi si possono presentare le domande per il reddito di povertà. Ecco cosa serve per avere il contributo una tantum per le famiglie in difficoltà. Marco Gullà. Ore 12 in punto. Arriva il via per presentare la domanda per il reddito di povertà. La misura voluta dal presidente della regione Renato Schifani con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro. Ci sarà tempo fino al 15 aprile prossimo per presentare la domanda. Tante prenotazioni nei patronati, saranno giorni di lavoro intensi. In base al punteggio che viene raggiunto da ogni nucleo familiare potrebbero essere riconosciuti o 5.000 euro se viene raggiunto un punteggio superiore a 30 o 3.500 euro se il punteggio è dai 21 ai 30 punti. Sotto i 21 punti viene riconosciuto un contributo di 2.500 euro, una tantum ovviamente. Un sostegno per tutte le famiglie sulla soglia della povertà. Le domande possono essere presentate esclusivamente online tramite appunto la piattaforma dedicata. Il nostro sito è stato appena ristrutturato proprio per essere chiaro nella parte che riguarda gli incentivi Sicilia, quindi irfis.incentivisicilia.it. Negli ultimi 2 anni sicuramente l'attività di Irfis può dirsi connotata da questa attenzione al sociale, perché il governo siciliano ha deciso con la propria politica economica di sostenere l'economia e quindi lo sviluppo dell'economia siciliana anche con un'attenzione particolare alle famiglie bisognose. La selezione avverrà sulla base di criteri economici e sociali, dando priorità ai nuclei familiari con minori, persone in situazioni di disagio e famiglie monogenitoriali. I beneficiari del reddito di povertà saranno coinvolti anche in attività socialmente utili, compatibilmente con il loro stato psicofisico, in accordo con i comuni di residenza. Nella campagna di attacchi hacker firmata da un gruppo filorusso è stato colpito oggi anche il sito del comune di Catania. Roberta Lunghi. È avvenuto un errore interno al server. È la schermata che è apparsa da questa mattina alle 6 a chi ha cliccato in rete la pagina del comune di Catania. La pagina online non è stata l'unica a presentare questo grave disservizio, non frutto di manutenzione ordinaria, ma di un'azione mirata firmata dalla campagna degli hacker filorussi No Name 05716 contro siti italiani, partita 9 giorni fa in risposta al discorso pronunciato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Marsiglia, ritenuto russofobo nella rivendicazione degli hacker. Nel 9° giorno consecutivo di attacchi, i target di oggi sono stati i siti della pubblica amministrazione locale, oltre al comune di Catania, i siti istituzionali delle province di Trapani, Ragusa, Caltanissetta, Enna e quello della regione Puglia. Il comune di Catania si è prontamente adoperato per ripristinare tutti i servizi digitali interni per i cittadini in modo da consentire a tutte le direzioni di operare, sebbene la situazione potrà ancora presentare qualche difficoltà. Il sito è ancora sotto attacco da parte appunto di questi hacker, quindi è come se vi fossero numerosissimi accessi e milioni di accessi in contemporanea. Questo è quello che tecnicamente succede in questo momento, quindi non è fruibile ancora al 100%, stiamo però provvedendo prontamente, ci stiamo attivando sempre con l'Agenzia Nazionale per la Cyber Security e anche con la Polizia Postale, sia per individuare chi sono stati appunto gli artefici di questo attacco informatico, ma anche e soprattutto per risolvere il problema definitivamente. Anziani costretti a dormire su divani di una casa di riposo per mancanza di letti in ambienti fatiscenti e freddi anche d'inverno. Il titolare della struttura, che si trova a Catania, è stato denunciato dai carabinieri dei NAS anche perché aveva ampliato la capienza senza autorizzazione. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa, torniamo dopo con altre notizie. Ed eccoci di nuovo in studio con la cronaca e con un sequestro di droga e armi in provincia di Enna. Giusy Lazzara.
Armi e droga. Le piazze di spaccio nella provincia di Enna avevano il loro centro ad Agira. Qui, a capo un 72enne pregiudicato, secondo gli inquirenti referente di spicco nel settore del narcotraffico internazionale. Era lui che dettava le strategie e impartiva ordine ai pusher sguinzagliati nelle piazze di Assoro, Regalbuto, Nicosia, Leonforte e altri piccoli centri. 6 gli arresti nell'operazione Idra della polizia di Enna, Catania e Agrigento. L'attività di spaccio era articolata, continui summit per decidere le quantità di droga e coordinare la rete di spacciatori. Dalle indagini è emerso che l'uomo era coadiuvato da altre 3 persone di Agira e che aveva contatti con fornitori di Catania e Agrigento. Sequestrati chili di cocaina, crack, marijuana e armi clandestine. In un altro intervento della polizia a Catania ha fermato un corriere con 5 kg di droga nascosti nell'auto. Sono stati i falchi nell'attività di contrasto e prevenzione a notare qualcosa di sospetto e dalla perquisizione dell'auto hanno trovato i panetti di cocaina nascosti nel sedile posteriore. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Piazza Lanza. Ha fatto tappa ad Agrigento il tour di Italia Viva finì a Schifani per accendere i riflettori sui tanti problemi della Sicilia, in questo caso sui ritardi della capitale italiana della cultura. Davide Sardo. Crisi idrica e Agrigento capitale italiana della cultura 2025 sono stati i temi conduttori della seconda tappa siciliana di Finì a Schifani, il tour di Italia Viva organizzato dai parlamentari Davide Faraone e Daphne Musolino per raccontare la Sicilia al tempo di Schifani e costruttivamente proporre anche delle soluzioni ai tanti problemi sollevati. Ad Agrigento, al Circolo Empedocleo, Davide Faraone, sull'onda del titolo Agrigento da capitale della cultura a barzelletta d'Italia, si è soffermato sulla gestione dell'evento, denunciando un'amministrazione pessima e paventando il rischio di una preziosa occasione mancata. Da quando è stato annunciato che è capitale della cultura si è innescato una catena di disastri che non sono casuali come la mancata pioggia e quindi la siccità, ma sono figlie della cattiva amministrazione, dal governo regionale che si sveglia in prossimità dell'inizio dell'anno, quando è dal 2023 che si sa che Agrigento è capitale della cultura, alla classe dirigente locale, il sindaco e tutti quelli che hanno lottizzato il consiglio di amministrazione in nome della politica. Dello stesso avviso Roberta La, coordinatrice cittadina di Italia Viva, che ha espresso delusione per i ritardi e problemi organizzativi legati all'evento. Sono passati circa 2 anni per non trovarci nessun servizio messo in atto per fare in modo che i turisti vengano e trovano una città ospitale. Finì a Schifani recupera l'ancora ad Agrigento e naviga adesso verso altre tappe siciliane. Il partito di Renzi ha scelto la strada del contatto diretto con i territori e le comunità. A Siracusa adesso, dove si punta a incentivare la raccolta differenziata. Fino ad ora la percentuale di chi la fa è al 50%, ma il Comune sta avviando una fase sperimentale della tariffazione che all'inizio coinvolgerà 1 migliaio di famiglie. Francesco Aloi. Un siracusano su 2 fa la raccolta differenziata, troppo poco se si considera che la percentuale minima deve essere del 65%. Così l'amministrazione ha pensato ad un nuovo stimolo per incentivare a differenziare, la tariffazione puntuale della Tari. La tariffa puntuale è l'ultimo miglio, quello che nelle altre città è stata funzionale e ha servito per superare la soglia del 50% di raccolta differenziata. Con questo sistema tutti dovrebbero differenziare. Ebbene, almeno si spera. Meno rifiuti indifferenziati, più risparmio sulla Tari. Ma di fatto si tratta di un sistema che, quando verrà reso effettivo, consentirà, attraverso il monitoraggio della quantità di indifferenziato prodotto, valuterà quale è la tariffa da applicare alle varie famiglie. Di fatto il cittadino paga sulla base di quello che conferisce. 1150 le famiglie che potranno partecipare alla fase sperimentale, che durerà 3 mesi, 90 giorni per modellare al meglio il sistema. L'obiettivo naturalmente è quello di estenderlo poi a tutta la città. Avviare la tariffazione puntuale su tutta la città per alzare i livelli di raccolta differenziata. Intanto in diverse zone della città ci sono cumuli di rifiuti, di
chi è la colpa? Dei soliti noti, i famosi sporcaccioni. E subito dopo il telegiornale, nuovo appuntamento con l'approfondimento del Focus. Oggi Eva Spampinato parlerà di spettacolo in compagnia di Roberto Lipari, il comico palermitano alla guida del TG satirico di Striscia la Notizia, che ad aprile partirà con il suo tour teatrale proprio da Catania. Sarà il suo ultimo spettacolo, come dice il titolo dello show. Lo scopriremo alle 14:30, potete intervenire, ve lo ricordo, con un messaggio al 342 745 5005. La trasmissione è anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. E siamo al calcio, nervi tesi in casa Catania dopo il pareggio con l'Altamura e alcune scelte arbitrali. Sentiamo Tonino De Mana. Un pareggio e 1000 polemiche. L'1-1 di Altamura alimenta tensioni in casa Catania, che colleziona il secondo pareggio di fila che di fatto rallenta la corsa verso i play-off, a questo punto obiettivo minimo stagionale. È un fiume in piena il vicepresidente Grella che, oltre a prendersela per le sviste arbitrali, punta il dito contro i numerosi infortuni di carattere muscolare, chiedendo spiegazioni al tecnico, ai medici e agli addetti al recupero dei cosiddetti acciaccati. È iniziata una settimana ad alta tensione, con colloqui dentro e fuori dal campo, con il Catania che domenica al Massimino è chiamato ad un'altra prova del 9. Avversario di turno il Foggia, una squadra di blasone che vivacchia tra play-out e play-off. Non sono certe pugliesi a far paura, ma le assenze, che potrebbero essere 11, praticamente una squadra intera con defezioni in tutti i reparti. Alla lunga lista degli infortunati si aggiungerà Stoppa, espulso ad Altamura e quindi sotto squalifica. In questo senso Toscano dovrà lavorare molto ed inventarsi qualcosa, magari attingendo dalla primavera. Il Trapani vince il derby col Messina. Sentiamo Sergio Colosi. Le attenzioni maggiori erano per Anatriello, il grande ex di giornata, e invece il derby siciliano tra Messina e Trapani è stato risolto sui titoli di coda dall'attaccante Abel Stenserud, norvegese di Oslo, preso dal Top Os, club della Serie B olandese. Torrente, nel finale di una partita bloccata ed equilibrata, ha inserito Daka e Stenserud, che al minuto 42, dopo 2 giri d'orologio dal loro ingresso, diventano i protagonisti inattesi della vittoria granata. Il primo confeziona l'assist con Averi fuori posizione e il secondo segna dopo un'accesa mischia. Episodio che decide il derby e forse indirizza la stagione delle due squadre. Il Trapani certifica di meritare un posto nei play-off, mentre l'obiettivo dei play-out non sembra facile per il Messina, abbandonato a se stesso dalla proprietà, ma non dai 5.000 tifosi presenti sulle tribune. Primo tempo con poche occasioni, il giallorosso Petrucci salva su tiro di Silvestri, dall'altra parte Garofalo e Luciani provano a sbloccare la gara. Portieri no, però sia ancora più brutta la ripresa, con gli unici tentativi di Silvestri e Costantino, entrambi imprecisi, prima del gol di Stenserud. Nel recupero rosso a Krapicas per gioco scorretto e successive proteste al gol giustamente annullato a Desena. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso al nostro Focus con Eva Spampinato in compagnia di Roberto Lipari.